Al termine delle prove di carico, il ponte di Corso Italia è sceso di 1,4 mm. Considerate le sue caratteristiche, per i tecnici la risposta è positiva. In mattinata sul ponte hanno stazionato fino a 4 camion di circa 40 tonnellate l'uno. In centro è sceso di 1,4 mm, 1,5 mm quasi. Scaricando è ritornato a zero, quello è molto interessante, molto positivo e necessario, perché così sappiamo che il ponte sta ancora staticamente lavorando nelle condizioni come dovrebbe. Un'altra cosa però è il suo mantenimento. Le condizioni del ponte non sono ottimali. Negli anni la salinità ha aggredito ferro e calcestruzzo. Nel futuro occorrerà intervenire. Come si vede, il ponte non è in un ottimo stato. Se rimane così, se rimarrà così per lungo tempo, per prossimi 10 anni, sicuramente la struttura non potrà sopportare questi carichi. Che cosa si deciderà come comune? Come comune dovremo fare poi una riunione con tutti gli uffici e gli enti regionali per decidere, quando a luglio avremo tutti i risultati idraulici del Rupinaro, come comportarci sulla progettazione dei ponti dell'intera asta fluviale del torrente Rupinaro. Per il ponte di Corso Italia, intanto, visto il risultato soddisfacente di oggi, il Comune medita di apportare delle variazioni alle limitazioni di carico già in vigore. Ad oggi ci sono 45 tonnellate come portata massima. Verificheremo a chiusura completa di tutti i collaudi di trovare delle piccole deroghe che possono essere rilasciate quando ci saranno dei trasporti eccezionali. In 2 giorni la ditta Pacciaider e Partner di Bolzano verificherà anche gli altri ponti sul Rupinaro. Particolare sarà l'intervento a San Pier di Canne domani sera alle 21. Il ponte è nato costruendo, vuol dire ci sono veramente 5 strutture diverse da pila in pila, ci sono diverse impostazioni, diversi anni di costruzione.